Allora, buonasera, riprende la terza parte della trasmissione. Oggi parliamo di dipendenza e riduzione del danno. Abbiamo parlato prima soprattutto con Marta Sofia e Pino Di Pino, che sono degli operatori che si occupano da anni proprio di riduzione del danno per il consumo di sostanze, e abbiamo anche verso la fine di questa chiacchierata parlato di quello che è il pregiudizio nei confronti dei consumatori di sostanze, con un pregiudizio molto forte. È un pregiudizio che aggiunge sofferenza alla sofferenza, nel senso che poi una dipendenza da sostanze è un problema anche, diciamo, è una malattia sul quale bisogna intervenire con degli appropriati terapie. Ecco, io volevo coinvolgere Alessandra, ne abbiamo parlato nell'introduzione, fa parte del gruppo Oltre di Dolo, che è un gruppo di persone che hanno o hanno avuto problemi di dipendenza e sono impegnate per sostenere ogni azione volta a promuovere i loro diritti attraverso il protagonismo e il dialogo con la cittadinanza e le istituzioni. Ecco, Alessandra, quali sono secondo te i pregiudizi più diffusi sul mondo delle dipendenze? Allora, l'esordio delle droghe in Italia c'è stato negli anni 70 e lo stereotipo del tossicodipendente è quello del morto in panchina, dei furti per procurarsi la roba e degli incidenti a causa di uso di sostanze, e lo stereotipo è rimasto invariato anche perché le droghe sono ancora illecite. Ma sappiamo che tanti incidenti, per esempio, sono dovuti all'alcol, eppure la vendita è libera. Le droghe lecite, l'alcol e il tabacco, e le droghe illecite, eroina e cannabis e cocaina, sono sempre droghe, ma le prime sono tollerate e condivise, mentre le seconde sono demonizzate. Per morti per fumo di tabacco, da 70.000 a 83.000 morti all'anno. La fonte è Rapporto 2018 sulla prevenzione e il controllo del tabagismo. Morti per alcol, circa 43.500 all'anno, e la fonte è Ricerca Eurispes EMPAM 2008 e 2017. Nel 2003, picco più alto, circa 1.500 morti per droga. Generalizzazione, cioè se un tossicodipendente è così, lo sono tutti. In realtà molta gente riesce ad avere anche una vita regolare con l'uso di sostanze e con le terapie farmacologiche. Ci sono, Anna? Sì, ci sono dei pregiudizi errati sul consumo di sostanze e sui comportamenti di dipendenza, anche tra gli operatori. Quali sono, secondo che ti risultino questi pregiudizi tra gli Allora, operatori? che se non si è del tutto astinenti dell'uso di sostanze non si possono fare attività riabilitative. Per sviluppare al meglio le potenzialità di salute della persona in una presa in carico globale e unitaria, la riabilitazione, storicamente considerata il terzo elemento del percorso sanitario, insieme alla prevenzione e alla terapia, ha mostrato di doversi integrare con le altre due componenti per la valorizzazione dell'attività fisica e motoria, cognitiva e motivazionale nella tempestività della presa in cura fin dalla fase acuta, nell'integrazione tra le cure finalizzate al recupero dell'autonomia. Piano di indirizzo per la riabilitazione del 2011. L'Osservatorio europeo sulle dipendenze sottolinea come gli interventi di integrazione sociale vanno considerati parte integrante del programma di trattamento, devono essere effettuati fin dall'inizio e sono oggetto di ricerca scientifica. In alcuni operatori si sviluppa una modalità relazionale in cui traspare il non credere mai a ciò che l'utente dice. Questo accade perché a volte l'utente effettivamente mente, ma ciò non giustifica la generalizzazione, per cui ogni persona con problemi di dipendenza sia un mentitore. Spesso si percepisce un atteggiamento da parte degli operatori, specie nei confronti di chi da molto tempo frequenta i servizi, di sfiducia rispetto a un reale cambiamento, atteggiamento che riteniamo deontologicamente molto scorretto.
Sì, questo che hai detto mi fa pensare anche allo stigma nei confronti della malattia mentale, perché poi gli studi sullo stigma ci dicono che anche gli operatori hanno quest'idea spesso che il malato, chi ha una malattia mentale, non possa guarire. Eh, Credo che a maggior ragione quindi esiste uno stigma nei confronti di chi ha una dipendenza. Concretamente questo cosa comporta e che conseguenze ha sul percorso di cura e di aiuto e che cosa si può fare per superare questo pregiudizio che tu hai un po' denunciato anche da parte degli operatori, ma io direi certe volte anche da parte dei familiari che si trovano a vivere una situazione, diciamo, molto difficile in cui non riescono anche a capire come possono evolvere le cose in modo positivo. Beh, questo col tempo crea un autostigma perché ci si convince che ciò che dicono e pensano gli altri è vero. Diminuisce sempre più l'autostima. Questo porta ad autoescludersi progressivamente dai rapporti sociali. Ti senti sempre più una nullità e ti senti sempre meno una persona e sempre più un fallito. Diventa sempre più difficile relazionarsi agli altri. Il rapporto con gli estranei crea ansia. La tendenza a nascondere la propria condizione perché si teme di essere perciò esclusi o respinti. Il fatto stesso che io non mi faccia vedere in video è legato al fatto che so che questo potrebbe crearmi dei problemi sul mio posto di lavoro. Certo. Beh, però è anche molto bello il fatto che tu ti sia impegnata, ti stia impegnando in questo gruppo oltre, no? Di dolo. Parliamo di protagonismo degli utenti, quindi di recovery, che è un termine molto più conosciuto nella salute mentale, ma da poco si inizia a parlarne anche nelle dipendenze. Da diversi anni nel nostro dipartimento ULS 3 e in particolare a Dolo e Milano si è sviluppata questa posizione da parte degli operatori nei confronti degli utenti e ciò ha portato nel 2019 alla nascita del gruppo Oltre, di cui faccio parte insieme ad altre persone che ha come obiettivo il sostegno ai diritti delle persone con problemi di dipendenza, che siamo riconosciuti dal direttore del Dipartimento come realtà con cui interagire, che abbiamo iniziato a realizzare attività in collaborazione con gli operatori del SER. Era una novità per noi utenti fare qualcosa insieme agli operatori e insieme durante la giornata mondiale della consapevolezza sull'overdose abbiamo distribuito materiale informativo per prevenire l'overdose e consegnato anche un kit contenente il naloxone. Che abbiamo iniziato a partecipare ai convegni presentandoci come realtà, il che non è sempre semplice per noi e come si diceva prima non ci viene sempre facile relazionarci agli altri. Che abbiamo conosciuto e siamo in contatto con altre realtà della salute mentale e dei SERT. Abbiamo organizzato un seminario, noi utenti, a favore degli operatori, che è poi l'occasione da cui è nata l'idea di questo programma. E abbiamo presentato un progetto come gruppo Oltre nel piano triennale per le dipendenze che è stato approvato e che abbiamo realizzato un'attività a favore degli altri utenti, tipo lo SPID e altro, e poi a favore della popolazione in collaborazione con i servizi di alcuni comuni. L'esperienza degli anziani e di quelli dello SPID va nella direzione della riduzione dello stigma. Senti, le persone con problemi di dipendenza potrebbero fare qualcosa per combattere lo stigma di cui sono oggetto? Che cosa possono fare e che cosa avete fatto anche voi? Perché mi sembra che il vostro gruppo oltre si è mosso, si sta muovendo proprio in questo senso. Sì, ma infatti è quello che ti ho detto, che ti ho letto qui per ultimo. Ah, questa attività Tutte le della... attività che abbiamo fatto, sì, che stiamo facendo. Sì, il corso di formazione con cui ha Adesso partecipato. l'ultima cosa che stiamo facendo è insegnare agli anziani come usare per esempio il cellulare, lo smartphone, le prime basi per usarlo. Bene, bene, è una cosa molto utile, servirebbe... Conosco molti anziani che Sì, potrebbero usufruire di questo servizio. Senti, allora volevo riprendere, abbiamo ancora dei minuti per parlare con Marta Sofia. Se Marta Sofia sei in linea,
Sì, sì, Eccoci certo, qua. vi sento forte e chiaro. Bene. Senti, volevo capire un po', vi sento sia te che Pino, vi sento molto entusiasti del vostro lavoro, molto coinvolti, ma quali sono le difficoltà che si trova ad affrontare un operatore? Quali sono gli aspetti gratificanti e anche quali sono gli aspetti frustranti del tuo lavoro? Sì. Io ti vedo molto, Domandona molto anche questa. entusiasta. Ci saranno pure dei momenti in cui le cose non girano così. Sì, Ecco. Quali sono? assolutamente sì. Vabbè, operiamo in un ambiente che abbiamo descritto fino a questo momento come non proprio accogliente rispetto al fenomeno dell'uso di sostanze, quindi siamo secondo me entusiasti del lavoro che facciamo perché riusciamo realmente ad operare il cambiamento e lo vediamo quotidianamente insieme alle persone, cioè noi da soli faremo veramente poco, cioè la riduzione del danno si basa sull'empowerment delle persone che incontriamo, per cui a me quello che gratifica del mio lavoro è la relazione costante che riesco a costruire con le persone, i progetti che riesco a mettere in campo e i cambiamenti che riesco a produrre non solo nelle persone che incontro, ma anche e soprattutto sul sistema in cui io lavoro. Perché è inutile negarsi il fatto che il cambiamento deve essere un cambiamento culturale, come stiamo dicendo dall'inizio di questa puntata, e che quindi i servizi e che quindi a livello anche più alto le amministrazioni e fino ad arrivare al Parlamento, insomma, vediamo bene quanto abbiano bisogno di uno sguardo diverso, perlomeno di riuscire ad accogliere ed ascoltare uno sguardo diverso, che è quello che proponeva anche adesso Alex come persona che usa o usava sostanze. E quindi, insomma, a me quello che piace del mio lavoro è questo. Ci sono grosse difficoltà, si incontrano grosse difficoltà, certo, assolutamente sì, però le difficoltà, almeno per quanto mi riguarda, stanno nel dover, come dicevo un secondo fa, lottare contro la possibilità tante volte, no, di agire dei cambiamenti, di proporre delle cose nuove, perché si è molto fermi su modi di vedere le persone che usano, come in realtà ha detto benissimo Alex fino ad adesso, in maniera un po' stereotipata, un po' stigmatizzata e che quindi insomma spesso ci troviamo a tra virgolette battagliare insieme, no? Persone che usano e operatori della bassa soglia per ottenere cambiamenti. E questo è quello che ogni tanto diventa un po' frustrante. Non che io chieda cambiamenti dall'alto perché mi piace produrli dal basso, però sarebbe interessante se perlomeno ci fosse la volontà di venire incontro, che invece non sempre, insomma, non sempre è così. Poi Senti, dipende dai servizi e dagli ambiti di lavoro, però è faticoso, è spesso faticoso. ma voi avete anche una capacità particolare di entrare in sintonia, in empatia con anche ragazzi molto giovani, da quello che ho capito. Anche quella è una dote un po' personale che sia te che Pino, immagino, come operatori dovete avere. Tu sei giovane, vedo che sei una ragazza giovane, ma avevi a che fare anche con ragazzini di 17, 18 anni, insomma, che sono generazioni anche diverse, immagino. E questa è una tua dote personale, una tua capacità di entrare in relazione con loro? Nì, nel senso che quello che noi siamo è operatori sociali, l'operatore sociale è una professione. Io in particolare sono assistente sociale e la mia maniera di declinare il mio essere assistente sociale è sicuramente sui generis, nel senso che non sono la classica assistente sociale del consorzio o del comune che uno si aspetta dietro alla scrivania o nelle visite domiciliari, ma ho deciso di mettere a disposizione le mie competenze professionali in un altro campo.
quello che facciamo è frutto di comunque di una professione, quindi di anni di studio e di esperienze lavorative. C'è chi sicuramente è più portato ad avere a che fare o a relazionarsi con ragazzini giovani e giovanissimi, chi invece preferisce farlo con un target differente, non necessariamente è frutto di un'indole personale, ma appunto la nostra è una professione, quindi di strumenti professionali che si è o non si è in grado di mettere in campo. Senti, prima hai parlato delle esperienze in altri paesi, ho capito la Svizzera, mh, dei paesi che hai citato, la Svizzera, la Danimarca, altri paesi europei in cui c'è da anni la prevenzione del danno e questo ha avuto dei riscontri positivi. Ci puoi un po' dare un'idea di che cosa significa questo in... Sì, certo, ma recentemente, cioè, voglio aggiungere anche recentemente il Portogallo da qualche Ah, anno. Attualmente il Portogallo è lo Stato, forse con progetti e servizi di riduzione del danno più avanzati al momento in... ci picchia! È uno scoop, e- non sì, lo sì, sapevo. assolutamente, ma sì, in realtà basta la fonte più ufficiale che mi viene in mente da poter offrire e da poter citare in modo da non doversi destreggiare tra 1000 documenti, 1000 link, è quello del report annuale dell'Osservatorio europeo. L'Osservatorio europeo sulle dipendenze e sull'uso di sostanze annualmente fa uscire dei report che interessano, un report generale e report che interessano tutti i singoli paesi. È possibile assolutamente accedere e scaricarli tradotti e è possibile anche guardare quelli degli anni passati. Quindi basta andare banalmente indietro di qualche anno e fare un confronto, un raffronto rispetto a tutti quelli che sono gli elementi di cui abbiamo parlato adesso, cioè l'utilizzo in fascia giovanile, il numero di morti per overdose non solo da oppiacei, perché l'overdose non è solo da oppiacei, piuttosto che tutto il problema dell'affollamento delle carceri e quindi delle persone che vanno incontro a provvedimenti penali e amministrativi nei diversi paesi. Perché? Perché nel momento in cui comunque cambi l'approccio culturale e quindi anche le leggi che parlano di sostanze, necessariamente questo produce a catena anche un cambiamento in chi le sostanze le utilizza. Con questo non sto dicendo che, come dicevo prima, il cambiamento debba venire necessariamente dall'alto, perché? Perché dal basso si cerca di cambiare le cose da anni in Italia. È arrivato il momento in cui anche dall'alto si produca un cambiamento e si ascolti. Comunque mi sembra di capire che qualcosa nelle leggi bisognerebbe cambiare. Adesso non abbiamo il tempo di fare una trasmissione su questo, ma da quegli accenni che anche ha fatto Pino Di Pino, credo che la legge italiana su questo argomento forse andrebbe un po' rivista e ridiscussa, insomma, almeno rispetto a quelli che sono i risultati, che non sono affatto dei risultati positivi, assolutamente, no? Lo stesso Presidenza del Consiglio, le statistiche che prima citavo all'inizio della trasmissione testimoniano la gravità della situazione. Ecco, volevo anche aggiungere una domanda su il coinvolgimento anche di altri consumatori, cioè del mondo dei pari. Mi sembra che nella prevenzione del danno voi coinvolgete, no? All'inizio quando abbiamo cominciato a parlare, tu hai accennato al coinvolgimento degli altri consumatori. Pino Di Pino ci ha detto che voi date il kit per l'overdose ai consumatori proprio perché possano intervenire a favore dei loro compagni se si trovano in una situazione di pericolo. Ecco, ci puoi parlare un po' del coinvolgimento dei pari, insomma, del mondo del pari? Certo. Allora, avviene in maniere
molto molto differenti, e la maggior parte delle volte avviene in maniera assolutamente naturale e spontanea, nel senso che ovviamente può avvenire in maniera più strutturata rispetto alla figura dell'operatore pari, che è una cosa, e avviene ad esempio in servizi come i drop-in, come alcune unità di strada, Il dove... drop-in, Esatto. che in italiano vuol dire? Salta dentro. Ecco. Però insomma si chiamano drop-in ovunque. Ah, va bene, sono io che cerco di tradurre tutto. E quindi il pari può, attraverso un percorso che si fa assieme e con gli operatori, diventare operatore pari all'interno di quel servizio o su quel progetto, ma in realtà il coinvolgimento di quelli che chiamiamo pari, quindi di quelli che qualcuno chiama utenti, che a me piace chiamare persone con cui lavoro, in realtà avviene in tantissime forme diverse, dal progettare un laboratorio assieme, dal coinvolgimento rispetto all'informazione su alcune tematiche fondamentali di riduzione del danno, quindi ad esempio la prevenzione rispetto alla necessità di utilizzare del materiale pulito, non solo iniettivo, ma anche per chi usa inalando, non scambiarsi i pippotti, non usare delle banconote perché sono veicolo di infezione. Quindi in realtà l'utilizzo del pari è fondamentale, cioè il coinvolgimento delle persone che usano è fondamentale in qualsiasi contesto in cui l'operatore va a lavorare, che sia il rave, che sia la discoteca, che sia il marciapiede o la piazza, che sia l'interno di un drop-in, che sia, mi piacerebbe pensare anche a volte i servizi più strutturati, non necessariamente solo quelli a bassa soglia, sicuramente in forme differenti. Dopodiché il coinvolgimento dei pari è necessario affinché le informazioni vengano diffuse nella maniera migliore possibile e più ampia e più efficace possibile. Nel senso che se l'esempio, faccio un esempio rapidissimo, sarò molto molto breve. Io intercetto una persona che viene da me a dirmi che fuma cocaina, gli darò tutta una serie di informazioni per fare in modo, no, che riesca a farlo nella maniera meno rischiosa possibile, e mi dice che non fuma da solo, ma che i suoi amici non hanno nessuna intenzione di venire al drop-in o di venire al camper in piazza a parlare. Quindi sarà lui o lei a riportare tutte le informazioni che io ho passato a tutto il suo gruppo di persone con cui è solito o è solita utilizzare sostanze. Quindi il coinvolgimento delle persone che usano parte banalmente dalla diffusione di informazioni corrette. Sì, volevo farti un'ultima domanda perché poi non ne abbiamo parlato. Tu hai detto che sei esperta di outreach e net reach e lavoro di rete. Che cosa significano questi termini? Allora, l'outreach l'ha descritto Pino nella prima parte della trasmissione, e quindi significa andare fuori, quindi uscire dai servizi, esatto, uscire dai servizi per intercettare le persone, quindi tutto quello che è lavoro di strada è lavoro di outreach. Io in particolare lavoro sia nelle piazze che all'interno dei locali e dei festival e dei rave, quindi anche quello è tutto lavoro di outreach, perché è il servizio e il progetto che va a intercettare. Ti fai conoscere, cioè dici io sono Marta. Abbiamo ovviamente delle postazioni, che ne so, un tesserino, qualcosa? No, allora dipende dai contesti, nel senso che al rave, al festival, normalmente allestiamo un banchetto o più banchetti o più postazioni e quindi siamo riconoscibili. Cerchiamo di operare in maniera continuativa, quindi ormai le persone che frequentano determinati ambienti ci conoscono.
Siete vengono facce conosciute, insomma. Ho Esatto, capito. esatto. E il net reach Il invece net reach è una rete? Andare a intercettare le persone all'interno di quella che è la realtà virtuale, quindi internet, Quindi sei una social, smanettona, per dirla tutta. ma più o meno, dai, sono... Meglio di me di sicuro. Quindi all'interno dei social network, gruppi Telegram, chat Signal, quindi... Sì. E invece Il lavoro di rete. il lavoro di rete quello... lì è una delle competenze che come assistente sociale più si sviluppa, quindi è la capacità di coordinare e di mantenere i contatti con tutti quelli che sono gli attori e i soggetti coinvolti su un determinato che sono i fenomeno. servizi, i CERT, Ci sono i servizi, le forze dell'ordine, come dell'ordine, abbiamo detto eccetera, prima, i frequentatori e le persone, il panettiere, il tabaccaio di quartiere. Ho capito, come diceva Pino Di Pino che ha parlato di Francoforte, mi pare, no? Dove si facevano addirittura gli incontri tra i vari soggetti coinvolti nel fenomeno. Va bene, sentite, io vi ringrazio molto, vi saluto per questo veramente interessante, per me molto interessante contributo sulla, ripeto, sulla dipendenza, sulla riduzione del danno. Saluto Marta Sofia, ciao Marta. Ciao Anna, grazie mille di questa possibilità. Grazie a te. Ciao Pino Di Pino, non so se ci ascolta, comunque lo saluto. Ciao Alessandra del gruppo Oltre, grazie per questo contributo e grazie anche per il lavoro che voi state facendo e state portando avanti. Io saluto anche Emanuele Perrelli e Claudio del gruppo. Grazie Anna, saluti a te e anche a Marta Sofia. Buona serata. Benissimo. E do appuntamento tra 14 giorni per un'altra puntata, sempre delle nostre trasmissioni Solo un salto e la ragione diventa follia. Grazie e saluti a tutti.